Modena, da Preganziola a Spresiano, in tutta la Marca, commercianti e artigiani in campo per chiedere le riaperture e indicazioni precise sui protocolli di sicurezza. Sono quasi 1 milione i veneti che in questi mesi hanno usufruito di ammortizzatori sociali o indennità. I dati shock della CGIL in attesa dell'inizio della fase 2 con il ritorno al lavoro di 400.000 persone. Zaia dedica il 1° maggio ai medici e infermieri in prima linea contro il virus e torna a parlare di riaperture, ma non solo. Con l'autonomia saremo stati in grado di affrontare ugualmente l'emergenza, dice. Tragico schianto nel tardo pomeriggio a Vittorio Veneto, 56enne muore sul colpo dopo essere uscito di strada con la moto, finendo in un fossato. A Santa Lucia di Piave, singolare ritrovo di auto nel parcheggio della zona fiera per il discorso del sindaco medico Szumski. La polizia identifica gli organizzatori, rischio denuncia in arrivo. Toccante omaggio in musica in Piazza dei Signori a Treviso, nel giorno della festa dei lavoratori, la voce del tenore Fabio Sartori e il pianoforte di Giulia Vazzoler. Il sindaco: vinceremo questa battaglia. Toro scappa da una stalla a Salgareda, l'animale da 4 quintali sedato e recuperato poco dopo, si era fermato in un terreno agricolo. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. Naturalmente in primo piano l'emergenza coronavirus, ma apriamo con una tragedia che si è consumata lungo le strade della Marca, Vittorio Veneto per l'esattezza, nel tardo pomeriggio di oggi. Un motociclista ha perso il controllo della sua moto ed è finito fuori strada dentro un fossato. Il drammatico incidente è accaduto dopo le 17:30 in via Caldellivera, strada che congiunge Carpesi, che è la zona industriale di San Giacomo di Veglia. L'uomo, residente a Vittorio Veneto, a causa delle gravi lesioni riportate, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli infermieri e i sanitari del SUEM 118 con ambulanza e automedica. Dalla centrale operativa del Caffoncello di Treviso è partito anche l'elicottero che è però rientrato alla base. Sul posto, per gli accertamenti del caso, per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Vittorio Veneto, che hanno raccolto anche la testimonianza dei residenti della zona. Veniamo appunto all'emergenza coronavirus con tutti gli aggiornamenti e i dati soprattutto sui positivi e i ricoveri con il bollettino del pomeriggio. Ebbene, sono 41, viene da dire solamente 41, un dato che era davvero da tempo che non si vedeva, i nuovi positivi in Veneto, che salgono complessivamente a 18.139, di cui 7.694 gli attualmente positivi, 1.486 i deceduti tra strutture ospedaliere ed extraospedaliere e 8.959 i negativizzati. Scende anche il numero dei soggetti in isolamento, 7.182, e scende di 13 unità anche il numero dei ricoverati negli ospedali del Veneto, 13 in meno, e sono complessivamente 964, quindi si scende sotto la soglia dei 1.000 ricoverati negli ospedali veneti. E resta invariato ormai da 24 ore il numero delle persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva, che sono 110, 342 i negativizzati, 2.667 i dimessi. Sale purtroppo il numero delle vittime negli ospedali, sono 1.161, con 4 persone in più che hanno perso la vita negli ospedali veneti e una persona che ha perso la vita nell'ospedale di comunità di Belluno. E naturalmente si parla in questi giorni, dato che fortunatamente la curva epidemiologica è in calo, i dati fanno ben sperare, di lavoro e di aperture, e proprio nella giornata 1° maggio, giornata del lavoro, dei lavoratori, protesta civile in molte piazze venete della Marca trevigiana. Anche a Conegliano la protesta dei commercianti, in 500 si sono ritrovati tra il viale della stazione e la scalinata degli Alpini e hanno simbolicamente, con un'unica chiave, consegnato tutte le attività nelle mani del sindaco Chies, nella speranza di poter riaprire il prima possibile. Allora Fabio, consegna le chiavi. Noi al sindaco abbiamo consegnato una solo, perché raggruppa tutto, dai commercianti agli esercenti, alle partite IVA, agli artigiani, quindi tutto il mondo del lavoro che sta soffrendo. Quindi abbiamo detto al nostro sindaco che ci dia una mano a riprenderci in mano il nostro futuro.
Noi abbiamo bisogno della nostra libertà e vogliamo solamente lavorare, non chiediamo niente di più. Però quelli che dicono che forse è troppo presto riaprire? Io credo che ci siano talmente tante misure di sicurezza che non vedo tutta questa pericolosità. Probabilmente chi dice che è troppo presto non ha un'impresa da mandare avanti. Quanto pensate di riuscire a tirare avanti in queste condizioni? Non si può tirare avanti, siamo già fuori di tutti i santissimi sacramenti, di tutti i santissimi limiti. Qui c'è anche il mondo dello spettacolo, di cui si parla poco o nulla. Sono comunque partite IVA, quindi con tutte le problematiche che conosciamo. Il guaio è che, a differenza di determinate categorie dove qualche linea, qualche direttiva è stata data, qui c'è il silenzio totale, Il problema è quando ci faranno riaprire. Per il momento non c'è nessuna disposizione oltre a guanti e mascherine. Siamo passati dalla esasperazione alla disperazione. È un dramma che a Roma evidentemente non capiscono. Voi avete una rappresentanza nazionale, interverrete? Interveniamo e anzi siamo già intervenuti perché il nostro Presidente di Confcommercio Nazionale Sangalli ha incontrato il Presidente del Consiglio Conte. Stiamo portando a Roma tutte le istanze e tutte queste richieste. Per cui la parola d'ordine oggi è lavoro in sicurezza. Per quanto riguarda Conegliano, noi stiamo mettendo in piedi con la variazione di bilancio alcune norme che permettono ai commercianti di respirare. Stiamo pensando ai plateatici, per cui amplieremo i plateatici senza aumentare quelli che sono i canoni dovuti. Verremo incontro con alcune situazioni che permetteranno loro di pagare le bollette perché è in difficoltà. Sarà solo una prima risposta a quelle che sono le deficienze del momento. Scene simili a queste viste a Conegliano in tante altre piazze della Marca trevigiana. Un coro unanime, un'unica forza, quella della protesta pacifica. Così, nel giorno della festa del lavoro, i piccoli commercianti hanno voluto dimostrare tutta la loro rabbia e la loro disperazione. Le loro attività non possono aprire, così hanno deciso di consegnare simbolicamente le chiavi al sindaco del proprio comune. Qui siamo a Spresiano, all'interno del municipio il sindaco Marco Della Pietra ha accolto i commercianti che in un cestino gli hanno consegnato le chiavi. È solamente un modo per far capire che effettivamente la situazione ormai è arrivata al limite e soprattutto è arrivata al limite perché non si sa come dovranno aprire. Loro sono pronti ma chiedono disposizioni certe. Oggi il 1° maggio, che è la festa del lavoratore, secondo me, almeno noi non abbiamo nulla da festeggiare assolutamente perché il lavoro ce l'hanno proprio tolto. Ecco, tenendoci chiusi e comunque non dandoci delle spiegazioni su come riaprire. Noi ci sentiamo veramente malati, ci sentiamo che ci manca l'aria ogni volta che ci troviamo ad affrontare un problema in questo periodo in cui siamo chiusi, non abbiamo risorse, dobbiamo comunque affrontarle, non potendole rimandare, non abbiamo però la risorsa, l'energia per poterlo fare. La risposta del sindaco è chiara. Ragazzi, basta polemiche, basta destra, sinistra, verde, giallo, rosso, blu. Qua tutti uniti, tutti insieme, c'è da stringere i denti, c'è da fare anche la figura degli ultimi in Europa. Chi se ne frega, facciamola, ma facciamoci aiutare. A Gaglierine, con adesione pressoché unanime, i commercianti hanno prima acceso le luci delle loro attività, poi si sono posizionati all'esterno dei negozi scuotendo le chiavi, per poi consegnarle al primo cittadino Diego Zanchetta. A Preganziol, in questa foto, il momento della consegna al sindaco Paolo Galeano, distanza rispettata, mascherine e voglia di ricominciare. A Valdobbiadene, chiavi in mano davanti al comune, a Pieve di Soligo, tricolore in mano e poi la raccolta delle chiavi in un cestino consegnate al primo cittadino. Le parole di un commerciante. Sappiamo come stiamo vivendo questa situazione, la difficoltà che hanno anche i nostri dipendenti nel non recepire la cassa integrazione, la difficoltà nel credito, la difficoltà vera a dover riaprire, anche perché dobbiamo riaprire pian pianino, dovete lasciarci riaprire per darci il tempo di organizzarci per i protocolli di sicurezza. Di lavoro, di 1° maggio, di riapertura ha parlato anche il Presidente Zaia nella consueta conferenza stampa e poi è tornato a parlare di autonomia dicendo anche con l'autonomia saremmo riusciti ad affrontare questa epidemia.
1° maggio, una festa del lavoro dai molteplici aspetti, atipica, l'ha definita il presidente Zaia, che dice quella di oggi è una celebrazione con un senso più elevato rispetto a prima e ricorda chi non ha un lavoro, chi lo ha perso a causa di questa emergenza, 50.000 in Veneto, di cui 35.000 solo nel mondo del turismo, e poi chi è morto o si è ammalato durante lo svolgimento della propria professione. La festa di quei lavoratori che hanno rischiato la vita in un'altra maniera, no? Noi eravamo, se vi ricordate, fino a 3 mesi fa si parlava sempre di sicurezza nel lavoro. Oggi la sicurezza del lavoro, dobbiamo ricordare, ci ha posto un'altra questione, che è quella dei lavoratori del mondo della sanità che hanno perso la vita o che si sono infettati, si sono ammalati. Questo è un nuovo scenario. Un 1° maggio che ha visto molti baristi, ristoratori, parrucchieri ed estetiste, commercianti di tutta la regione manifestare in strada. Questi sono artigiani, commercianti, lavoratori che chiedono di lavorare. Tutti mi dicono: ma io voglio aprire, diteci cosa dobbiamo fare. Io spero che la risposta migliore che arrivi a loro sia quella che potremo dare convincendo il governo di partire magari con un livello di approccio differenziato tra regioni. Ripartenze che potrebbero interessare quelle regioni dove non solo la curva epidemiologica è in calo, ma anche in grado di offrire una risposta adeguata dal punto di vista sanitario, come il Veneto ha dimostrato nel pieno dell'emergenza e che, sottolinea Zaia, sarebbe stata in grado di fare anche con l'autonomia. In autonomia si riesce a fare molte cose. Ovvio che tu non puoi dare l'autonomia a chi non è neanche in grado di avere un professionista che ti certifica un percorso sanitario. Ma questa regione l'ha dimostrato, insomma, abbiamo il fior dei professionisti. Saremmo stati in grado comunque di affrontare questa partita. Tutto quello che ci hanno dato, grazie per tutto. Noi abbiamo portato a casa 200 ventilatori, poi ce ne siamo anche comprati. È giusto che ci sia una regia nazionale, ma che si dica da qui a dire che non serve più la sanità nelle regioni, passa molto. Cioè, qualcuno ha il dubbio che noi non saremmo stati in grado di comprarsi dispositivi o quant'altro. Andavamo e alla fine portavamo a casa qualcosa, come abbiamo fatto. Zaia è poi tornato a parlare delle ordinanze regionali, ribadendo che non sono in contrasto con i DPCM. Una delle contestazioni, adesso cercheremo di capire che contestazioni, che i Legulei dicono che è incompatibile con quello che è previsto dal DPCM, e tenetevi duro, è la vendita di fiori e piante nel mercato. Io resto convinto che le ordinanze che ho firmato vadano nella direzione tanto di non far cagnare, ma soprattutto di dare risposta ai tanti cittadini. Noi non ritiriamo ordinanze, questo è ovvio, e le rinnoveremo. Regione sempre al lavoro su vari fronti, dalla gestione dei minori durante l'estate. L'assessore Lanzarina è pronta, ma abbiamo bisogno di una copertura a livello nazionale, spiega il governatore, alla partita dei tamponi, che viaggia a ritmi sempre più elevati. Si punta ad arrivare a settembre con un regime di 20.000 tamponi al giorno e un obiettivo ambizioso da raggiungere, 50.000 quotidiani. Abbiamo deciso di acquistare 3 macchine, se ce le vendono, se le troviamo, con tutte le difficoltà che si possono avere, per dotare gli hub provinciali di Treviso, Vicenza e Venezia delle macchine che ha già il professor Crisanti a Padova. Intanto il comitato scientifico continua ad essere impegnato nell'individuazione di quei paletti che misurino l'andamento dell'epidemia e determinino il limite oltre il quale intervenire con nuove misure. Auspichiamo che i parametri siano parametri affrontabili. Vi dico un aspetto che io ho contestato al Comitato Tecnico Scientifico formalmente nell'ultima videoconferenza. Si parla tanto del numero dei contagiati come parametro, ma se uno non fa tamponi non ha contagiati. Finisce che il virtuoso è più penalizzato di quello che non li fa, e quindi dico, volete valutare i contagiati, li facciamo parametrati al numero dei tamponi che fa ognuno. E a proposito di lavoro, sono quasi 1 milione i veneti che in questi mesi hanno usufruito di ammortizzatori sociali o indennità. Questi dati shock della CGIL in attesa dell'inizio della fase 2 con il ritorno al lavoro di 400.000 persone. Noi abbiamo complessivamente in Veneto oggi qualcosa come 973.000 lavoratori dipendenti o autonomi, stagionali o a tempo indeterminato che sono in sospensione e sono nell'ambito della copertura degli ammortizzatori sociali. È una cifra mai vista nella storia.
Numeri che raccontano il dramma e che danno la dimensione di quanto il virus abbia inciso sulla pelle viva dei lavoratori in Veneto, dalle grandi fabbriche ai piccoli negozi. Su 1 milione di lavoratori sospesi, 700.000 sono i dipendenti che hanno usufruito degli ammortizzatori sociali con le varie forme di cassa integrazione, 135.000 i lavoratori autonomi destinatari dell'indennità Covid. A questi si aggiungono 130.000 stagionali del turismo e operai agricoli che non rientrano all'interno dei normali sistemi di ammortizzazione come la cassa integrazione, ma che hanno usufruito, così come il lavoro autonomo, dell'indennità dei 600 euro. Assegni, va detto, in corso di distribuzione, con il Veneto che nonostante tutto è tra le prime regioni per liquidazioni avvenute. Resta il nodo del FIS, il Fondo di Integrazione Salariale per il terziario, che sconta ancora dei ritardi. Il confronto fra sindacato e INPS è quotidiano. Io però devo dare atto che si stanno facendo degli sforzi straordinari, perché gestire questa mole di domande era materialmente e oggettivamente impossibile da evadere immediatamente. Intanto dal 4 maggio, con l'inizio della fase 2, rientreranno al lavoro 400.000 lavoratori solo in Veneto. Questo significa che saranno attivi il 77% delle aziende e l'84% degli occupati, con il sottosegretario all'interno Variati che parla di un 1 maggio che si tinge di speranza, mentre le fabbriche sono pronte a riaprire in sicurezza, conferma Maria Cristina Piovesana, leader di Assindustria Veneto Centro, ora anche vicepresidente della Confindustria Nazionale. Piovesana lancia un appello per la sicurezza condivisa. Chiedo che ci sia una sorveglianza attiva anche da parte dei lavoratori in questo senso, nell'autocontrollarci a vicenda affinché quando questo lockdown totale finirà non ce ne sia un altro, perché non ci siamo comportati e non abbiamo osservato tutte quelle normative che effettivamente oggi sono necessarie e indispensabili. E intanto oggi l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan ha portato la sua solidarietà ai commercianti che hanno protestato in tutto il Veneto e anche nella Marca, come avete visto nelle immagini. In collegamento via Skype con la nostra edizione straordinaria ha criticato le prefetture che nelle scorse ore avevano chiesto ai sindaci di non autorizzare questi flash mob e sit-in. Io credo che già a maggio, quando si vedrà mancare 3 mesi di lavoro, 3 mesi di lavoro, con le persone che avranno fame, con le bollette che arrivano, dalla telefonia all'acqua, luce, gas, alla sopravvivenza per sé e per la propria famiglia. Stamattina un sacerdote mi ha chiamato e mi ha detto: sono venuta in parrocchia ieri, la mamma, a dirmi che hanno 2 figli, il marito è in cassa integrazione, non ha preso un soldo, lei faceva la parrucchiera e il figlio più grande è stato licenziato. Ma di cosa parliamo? Cioè, o noi parliamo di economia reale che si può coniugare col rischio sanitario, che si deve, non si può solo, si deve coniugare col rischio sanitario, perché dovremo convivere con questo virus e probabilmente con altri nel tempo, ma noi non possiamo solo dire, perché il governo non è in grado di dire niente di diverso, che è tutto chiuso, che stiamo chiusi in casa. Signori, non è possibile vivere chiusi in casa, non è proprio possibile. E lo dico da assessore al lavoro, la festa del 1 maggio del lavoro che non c'è, avete fatto bene a titolarlo così, che la cosa che mi ha colpito è che i prefetti, quello di Vicenza in particolare, che conosco come persona attenta al mondo dell'economia, che so che sta sentendo su di sé la responsabilità, ma non si può dire, non potete, è chiaro che non si può manifestare, non potete esprimere il vostro pensiero insieme, in piazza, in un giardino pubblico, perché state violando la normativa. Guardate, stiamo parlando che se avessero tenuto il pugno duro così, con delinquenti e spacciatori, con tutta la polizia messa come stanno mettendo a noi a controllarci se ho l'autocertificazione, se non ho l'autocertificazione, se ho tenuto il negozio aperto e perché, e magari stai facendo le pulizie. Beh, se tutto questo pugno duro l'avessero tenuto con spacciatori delinquenti, forse, ecco, la nostra rabbia sarebbe anche minore, lo dico da cittadina in questo caso. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, andiamo a Santa Lucia di Piave, dove questa mattina è stata organizzata una giornata terapeutica dal titolo Drive-in per il lavoro e la libertà,
organizzata dal sindaco proprio di Santa Lucia di Piave, ma nell'area fieristica è poi arrivata la polizia, c'è il rischio di una denuncia proprio per il primo cittadino. Sono state almeno 400 le auto arrivate nello spazio dell'area fieristica di Santa Lucia di Piave, rispondendo all'appello del sindaco Riccardo Szumski, che ha organizzato questa particolare iniziativa, una giornata terapeutica dedicata a lavoro e salute. Terapia medica, dopo tutti questi 2 mesi di privazioni, di reclusione, di stato di polizia, di interruzione del lavoro. Ho cercato di spiegare loro, per essere sintetico, che inutile che aspettino da altri, da partiti, da altre persone la risposta, la devono trovare dentro a se stessi e devono usare la loro testa. Nel corso della seduta è nata anche un'iniziativa per dare ai cittadini la possibilità di esprimere il proprio disagio. Mandando alle prefetture, che poi relazionano il governo centrale, di quanto sono stufi i veneti di questa situazione. La presenza di così tante persone ha però richiamato l'attenzione delle forze dell'ordine intervenute per il rischio assembramenti. Hanno preso i miei dati e non so, faranno quello che devono fare, io non ce l'ho mica con questi che eseguono gli ordini. Dico che abbiamo visto che c'è stata una riunione di macchine a distanza, tutti con i presidi, vedremo e ci difenderemo, credo che l'abbiamo fatto con un appunto, mi pare che non c'è stata violenza, non c'è stato nulla. A preoccupare maggiormente in questo momento, ha spiegato il sindaco, è il lavoro, con attività ancora costrette a rimanere chiuse. Abbiamo cittadini disperati che chiedono solo di poter riaprire l'attività con tutte le misure di sicurezza necessarie. È in quest'ottica che Szumski nei giorni scorsi aveva inviato a parrucchiere ed estetiste un'autorizzazione per aprire, ma l'intervento della prefettura lo ha costretto alla retromarcia. Non era tanto la diffida nei miei confronti, il problema era che poi se mandano il controllo a queste persone ci sono delle sanzioni e non è giusto, anche se per la verità la mia era un'ordinanza di ripresa a condizione che fossero in grado di ricevere una persona, di avere le misure di sicurezza. Il Presidente Zaia per la festa del lavoro ha ricordato i lavoratori del mondo sanitario, medici, infermieri, personale, operatori sociosanitari in questi mesi in prima linea. Ebbene, l'ULSS 2 ha dedicato ai suoi uomini e alle sue donne un video. E per ricordare la festa dei lavoratori, ma anche le tante persone che sono state colpite dal contagio, chi continua a vivere ancora in casa, da oltre 2 mesi il sindaco di Treviso, Mario Conte, in collaborazione con il Teatro Comunale di Treviso, ha organizzato un'esibizione unica nel suo genere per Luogo e Protagonisti, un evento che Antena 3 ha trasmesso in diretta. Un Nessun Dorma con la voce possente del tenore Fabio Sartori, accompagnato dal piano gentile del maestro Giulia Vazzoler, è stato il segno musicale di questo 1° maggio per Treviso, la Marca e il Veneto. Un canto che ha voluto descrivere tra note e voce la volontà di tutti di vincere il contagio, scacciando ogni ombra sul futuro del lavoro e dell'occupazione. È un brano dove che
praticamente Cavaradossi alla fine di Legua notte, tramontato stella, all'alba vincerò. Lui vuole fare questa reazione di vincita, proprio di energia, e questo voglio trasmetterlo a tutti, che bisogna essere positivi anche in questo momento difficile. Prima una struggente Ave Maria di Schubert per quanti sono caduti sul fronte del contagio. Una preghiera musicale accompagnata dalle note leggere della pianista trevigiana Giulia Vazzoler. Un regalo a tutti i trevigiani, quello che possiamo portare noi musicisti è la nostra arte, la nostra musica, quindi insomma sono felice di poterlo mettere a disposizione per la mia città e insomma il mio cuore è con tutti i trevigiani oggi. Un gesto musicale voluto dal sindaco in collaborazione con il teatro comunale per dimostrare che si può tornare a fare. Io credo che Treviso debba ripartire proprio dalla cultura, dalle cose belle, dai grandi artisti che rendono grande la nostra città nel mondo. Oggi abbiamo bisogno di loro perché sono i più grandi promotori della cultura e della città di Treviso, insieme ai nostri cittadini. Da oggi siamo tutti ambasciatori della città di Treviso, ognuno di noi deve mandare in giro questo video, le foto della città, perché la promozione e il rilancio della nostra città partirà da noi stessi. E proprio per questo l'ultimo applauso è stato per i trevigiani, per quelli che chiusi in casa da oltre 2 mesi hanno seguito la diretta di Antena 3 e per quelli che erano in Piazza dei Signori. La fortuna di Treviso sta nei suoi cittadini, quindi grazie davvero Treviso, grazie ai cittadini, e come diceva Fabio Sartori col brano Nessun dorma, all'alba vincerò, ma la promessa è che vinciamo noi questa partita. Alla fine forse l'applauso più grande va fatto proprio ai nostri cittadini, alla nostra città di Treviso e alla nostra gente veneta, che ha saputo con pazienza e continua con pazienza a cercare un futuro tutti assieme, anche e nonostante questo coronavirus. Lasciamo questa pagina dedicata al Covid. Un toro è scappato durante lo scarico da un'azienda agricola in via Callurnana, Salgareda. L'animale di circa 4 quintali è stato sedato e catturato da una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Motta di Livenza, una pattuglia dei Carabinieri e il servizio veterinario dell'ULSS. L'allarme per la fuga è scattato poco dopo le 8. L'animale fortunatamente non si è allontanato molto e si è fermato in un terreno agricolo. È stato narcotizzato dai veterinari e riportato presso la stalla. E adesso vediamo che tempo sarà per questo weekend con il nostro meteorologo, il generale Iannicelli. L'anticiclone pian pianino riguadagna forza, è ancora debole, quindi ancora risentiamo degli effetti del passaggio di qualche sistema perturbato, quindi ancora nelle prossime ore un po' di instabilità. Poi prevarrà l'anticiclone, quindi tempo stabile per fine settimana, cielo in prevalenza sereno sia sabato che domenica, anche se poi una moderata attività cumuliforme sarà possibile nel pomeriggio, un po' di nuvolosità senza nessun effetto. Possiamo dire che questo tempo stabile poi ci accompagnerà per tutta la prossima settimana, quindi una situazione in linea un po' con il periodo, quindi di primavera avanzata. I venti sono deboli ancora dai quadranti occidentali, quindi aria umida, ma per poche ore, poi si porranno da nord-est e quindi calerà un po' la temperatura comunque che rimarranno nelle medie normali, quindi le minime dai 11, 12 ai 13 gradi, le massime dai 22, 23, 24 gradi. L'Alta Adriatica è previsto, per chi interessa, poco mosso, quasi calmo. È tutto. Gli anniversari ai tempi del coronavirus, Giuseppe e Silvia festeggiano 55 anni di matrimonio. La coppia che vive a Santa Lucia di Piave, lui, signor Giuseppe, ha 77 anni, ex agente di commercio nella Marca trevigiana. La signora Silvia, invece, ex infermiera, ha 74 anni. Si sono sposati il 1° maggio del 1965 a Conegliano, nella chiesa di San Pio X, dopo 4 anni di fidanzamento. Quando sono arrivati all'altare, Giuseppe aveva 19 anni, Silvia aveva 19 anni e lui 22 anni, quindi giovanissimi. E per questo importante anniversario arrivano gli auguri dei figli Paolo e Fabio, delle nuore Lilia e Tiziana e della nipote Sara. E naturalmente ci uniamo anche noi agli auguri per questo importante traguardo. E adesso apriamo la pagina con le notizie da Belluno e provincia. Come
come detto in apertura, i dati sul coronavirus si registra rispetto al bollettino di questa mattina. Vado a recuperarlo, scusate, una vittima tra i nuovi 5 morti in più rispetto al bollettino di questa mattina. Complessivamente in Veneto c'è anche un deceduto registrato nell'ospedale di comunità di Belluno. Per quanto riguarda poi la provincia di Belluno, sono 1118 i casi totalmente positivi, di questi con un incremento di 7 rispetto al bollettino di stamane. Di questi 635 i totali positivi, 81 i deceduti tra strutture ospedaliere ed extra ospedaliere e 402 i negativizzati, mentre sono 1128 i soggetti in isolamento. Questo dunque tutti gli aggiornamenti con i dati dalla provincia di Belluno, dove anche qui si è naturalmente festeggiato, celebrato un 1° maggio sicuramente diverso dagli altri anni. Il lavoro in sicurezza per costruire il futuro, lo slogan scelto dai sindacati per celebrare questo 1° maggio diverso, con una visione futura da costruire e forse da ricostruire. Pesantissimi i dati che riguardano il bellunese. Per la provincia di Belluno nei primi 3 mesi del 2020 più 2.486% dell'intervento della cassa integrazione ordinaria. 1.300.000 ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate nella sola provincia di Belluno nei primi 3 mesi dell'anno, un dato pesantissimo raffrontato con il resto del Veneto, che vede una richiesta media di ore pari al 400% in più. L'aumento, spiega il segretario della Camera del Lavoro di Belluno, è causato dalle richieste presentate dalla più grande azienda dell'occhiale, la Luxottica, che per le sue filiali venete ha nell'INPS di Belluno il suo unico centro di costo. Ad ogni buon conto, una situazione mai vista dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, neppure paragonabile alla grande crisi del 2008, quando il PIL si fermò a meno 3 punti percentuali, e invece oggi la previsione del meno 9%. Da questi dati parte la riflessione sulla festa dei lavoratori di CGIL, CISL e UIL, che ieri in videoconferenza hanno manifestato preoccupazione per la contrazione generale dei redditi, per la perdita di posti di lavoro e la maggiore precarietà, per le nuove povertà causate dalla pandemia da Covid-19. Il tema della ripresa ruota attorno alla sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal proposito, ha detto il segretario di CISL Belluno Treviso, Rudy Roffarè, incisiva sarà l'azione congiunta del sindacato su Azienda Zero per il controllo degli SPISAL. Un conto è un controllo, in normalità, in tempo di pace, in cui un ispettore evidentemente rispetto a una segnalazione a un problema entra in un'azienda e controlla quell'azienda come un calzino da cima a fondo. I controlli che sono stati fatti in queste settimane da parte dello SPISAL si sono concentrate sulle 3-4 direttive più importanti. Trattative saranno portate avanti con le aziende per declinare la nuova modalità di lavoro in smart working e soprattutto, ha precisato Giorgio Agnoletto della UIL, controlli serrati saranno avviati sul funzionamento dei comitati per i protocolli istituiti all'interno delle aziende, che già mostrano qualche segno di cedimento. Abbiamo segnalato le difficoltà al prefetto, ha chiosato Agnoletto, perché si ripartirà solo se saranno rispettate la sicurezza e la salute dei lavoratori. E questa mattina la città di Belluno ha fatto memoria della giornata del ricordo dei caduti e dispersi in guerra, commemorando quanto accadde a Porta Feltre e la strage nazista del 1° maggio alla Rossa. Noi dobbiamo rendere onore ai nostri martiri, tenendo conto che da quella battaglia del Comitato di Liberazione Nazionale sono sorte poi le idee della Costituente e più avanti della Costituzione. E poi... È Oreste Cugnac, presidente del Comitato Onoranze Caduti Oltrarto, a commemorare i martiri, partigiani e civili caduti per mano dei tedeschi durante la loro ritirata davanti alla chiesetta della Rossa, alle porte di Belluno, luogo simbolo che ogni anno fa memoria della violenza del passato. 1° maggio, ad esempio, qui ci sono stati 13 morti tra partigiani, civili. E allora un sentimento dobbiamo esprimere come comitato, e cioè lavorare un po' tutti per creare le condizioni di non far la guerra. Nella chiesetta le lapidi testimoniano l'orrore di quei giorni, commemorato anche oggi, pur con una cerimonia ristretta,
alla presenza dei rappresentanti istituzionali del Comune di Belluno e dell'ANPI. I riferimenti alla nostra Carta Costituzionale mai come in questo momento sono stati fondamentali per richiamare alla responsabilità collettiva. La storia ogni volta ci rappresenta delle sfide che dobbiamo affrontare. In questo caso, nel nostro caso attuale, stiamo affrontando una sfida nella quale comunque ci stiamo confrontando anche in modo duro, con idee diverse su quello che c'è da fare, con idee diverse sul nostro futuro, ma una sfida nella quale il confronto è un confronto democratico. Un confronto in una cornice che nasce purtroppo da fatti dolorosi e difficili che non possiamo dimenticare, ha aggiunto il sindaco di Belluno. 2 mazzi di fiori sono stati deposti, l'uno davanti alla lapide in via Tiziano Veceglio, l'altro all'interno della chiesetta che resta testimone di quella violenza e allo stesso tempo depositaria di una memoria che si perpetua negli anni. E dopo anni di battaglie legali, la Corte d'Appello di Venezia, ribaltando le decisioni del Tribunale di Belluno, ha ritenuto responsabili sia il Comune di Belluno che la sua partecipata Bellunum di condotte discriminatorie nei confronti dei disabili visivi accompagnati dai loro cani guida per i fatti accaduti il 9 maggio 2015 alle scale mobili Lambioi. Quel giorno un gruppo di non vedenti vennero bloccati dagli addetti all'impianto che fermarono la scala mobile impedendo in questo modo a tutti loro di raggiungere il centro con i loro cani guida in virtù di una decisione assunta dalla Bellunum in accordo con l'amministrazione comunale fissato in un cartello di divieto di accesso per motivi di sicurezza. La Corte d'Appello di Venezia per quei fatti e per quel cartello in palese contrasto con la legge dello Stato ha condannato l'amministrazione in solido con Bellunum al risarcimento del danno morale subito nonché alla cessazione delle condotte discriminatorie nei loro confronti. Soddisfatta l'avvocato Claudia Frare di San Donà di Piave che ha sostenuto la battaglia dei non vedenti e ha definito la sentenza un grande passo in avanti per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni. E siamo alla nostra rubrica Bimbi in TV, vediamo allora i video che riguardano Lorenzo di Dosson, Margherita e Maria Teresa di Trieste, Mattia di Sant'Angelo di Piave di Sacco e Nicolas di Spresiano. La pace non è una colomba bianca con le ali spiegate, anche questo è solo un simbolo. La pace, come l'amore, non si vede, non si afferra con le mani, ma si porta nel cuore. La pace ha bisogno di tutti, la pace ha bisogno di te. Ragazze, cosa state facendo? Stiamo facendo una torta per nonna Teresa. Che torta facciamo? La torta di mele. Ciao Giaia, sono Mattia. Se ti piace la mia capanna, tutello del virus. Ciao Giaia. Ciao. Io resto a casa. E allora continuate a mandarci anche voi i vostri video per la nostra rubrica Bimbi in TV. Vi chiediamo di mandarci via WhatsApp al numero 351 17 55 340, non delle semplici foto ma dei brevi video, possibilmente tenendo il cellulare in orizzontale. Storie, giochi, passatempo dei vostri bambini che potranno così diventare, se lo vorrete, energia per tutti in questi difficili momenti. Siamo in chiusura, vi lascio le previsioni del tempo e subito dopo torniamo con la nostra edizione straordinaria all'ultima parte per tutti gli aggiornamenti sul coronavirus. Grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Pressione in aumento sul nostro territorio, la giornata di sabato 2 maggio sarà contrassegnata da un tempo prevalentemente stabile, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto e stabile con ampio soleggiamento su tutti i settori della nostra regione, tuttavia nel pomeriggio e soprattutto in serata non si escludono locali addensamenti e anche qualche piovasco sui settori montuosi, in estensione talvolta anche alle pianure limitrofe. Temperature stazionarie minime fino a 12 gradi, valori massimi tra i 20 e i 25 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia con tempo buono, ma anche qui saranno possibili degli acquazzoni in giornata sui monti. Temperature minime tra 9 e 13 gradi, massime tra i 21 e i 22 gradi all'incirca.
Infine poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui tanto sole, ma con qualche rovescio sui settori alpini di confine. Temperature minime sugli 8-9 gradi, massime sui 22-23 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.